Turuzzo, così veniva chiamato da piccolo, viveva a Vittoria, una cittadina della vallata degli Iblei, dedita all'agricoltura e alla produzione del vino cerasuolo, pregiato nettare di Bacco di Sicilia. Turiddu la Grande apparteneva ad una benestante famiglia proprietaria terriera. Il padre, Don Giuseppe Busacca, Giuseppe nel certificato di battesimo e all'anagrafe, era a capo di una nota e importante azienda agricola, ereditata dal padre e dedita alla coltivazione di canneti per la maggiore e poi di uliveti e vigneti. Il mercato delle canne, fino agli anni 50 del secolo scorso, era piuttosto importante. Le canne venivano utilizzate come sostegni nella coltivazione delle viti ed inoltre venivano impiegate, con l'impasto di gesso e calce, per la realizzazione dei famosi sottotetti delle case, anche nelle abitazioni patrizie, detti suffitti incannizzati, poi per le coperture delle abitazioni campestri, delle masserie ed anche come pareti mobili. Ancora le canne lavorate servivano per creare cesti, chiamati cannizzi, di tutte le misure, utilizzate per l'essiccazione di prodotti agricoli come pomodori, uva, e poi le famose vascette, come contenitori per l'asciugatura di formaggio fresco, tuma e primusali, formaggio stagionato di latte ovino e bovino, ed ancora per realizzare le classiche cavagne, atte al trasporto e vendita della ricotta, ovina, bovina, che di seguito gli ambulanti, dentro ampie ceste, sempre di canna e in groppa agli asini o sul carrettino tirato a mano, andavano a vendere nei mercatini o casa per casa nei paesi vicini. Turiddu, che aveva compiuto 18 anni, con il fratello maggiore, Luciano, lavoravano nell'azienda di famiglia ed entrambi si occupavano del controllo dei braccianti per la lavorazione delle terre ed anche la domenica mattina aveva il compito di andare a Ciazza alla cerca di manodopera. Sì, i cosiddetti giurnatari, che per bisogno di lavoro scendevano fino all'estremo sud dell'isola, dalle terre calabre, nelle stagioni di potatura, semina e raccolta e lavorazione di prodotti agricoli. Turiddu, oltre ad avere una discreta forza fisica giovanile che poneva in uso nella società borghese di paese, nella sfida a braccio di ferro con i compagni, godeva di un talento speciale, ovvero di una elevata interferenza vibrazionale. Il giovane era dotato di una possente forza di concentrazione, capace di far schizzare dalla sua mente un'onda magnetica possente, la quale, mediante gli occhi, veniva emanata come un vettore e al raggiungimento sullo sguardo oculare del soggetto interessato iniettava in quest'ultimo un flusso di paralisi psichica temporanea fino alla mente. Ma non finiva lì. Turiddu godeva ancora di una dote extrasensoriale recettiva. In pratica, percepiva a distanza il disagio e una richiesta di aiuto di un familiare o un amico che si trovava in difficoltà, ma avvertiva anche un'azione di pericolo di un soggetto, individuo
o animale che stava nascosto nei dintorni. In versione siciliana tutto questo si traduce in mi parrà u cori. Turuzzo, sin da piccolo, nel giardino di casa aveva manifestato le proprie capacità frequenziali ponendosi per gioco davanti al muro di casa. Si metteva dritto, con gli occhi fissi in alto, fino alle tegole del tetto che sporgevano dal muro di casa, dove, affacciate dai nidi che si trovavano negli incavi, ci stavano le colombe a portare il cibo ai piccioncini o a covare le uova. Ebbene, il ragazzino con il capo alzato fissava con gli occhi i volatili e non appena questi contraccambiavano il richiamo guardando il ragazzo, lo sguardo di entrambi si incrociava ed ecco che i pennuti subivano una sorta di ipnosi e si lasciavano cadere a terra esanimi. Turuzzo all'istante chiamava Agnà Vennira, donna Venera, la femmina di casa che si occupava delle faccende domestiche, la quale, tutta contenta, correva fuori, ormai abituata a tali sorprese, e li andava a raccogliere per poi portarli in cucina come cacciagione per cucinare piatti succulenti a partuisa, ovvero alla portoghese, da preparare per tutta la famiglia, composta da padre, madre, 3 figlie femmine e 2 maschi, compreso Turuzzo. La sorella più grande, di nome Marasanta, Maria Santa, si era sposata con un vittoriese, con cui, giovanissima, era emigrata a Brooklyn. Il sortileggio sui colombi non durò molto. Turuzzo presto ebbe un ripensamento, una sorta di crisi di coscienza sulla presa dei colombi che andavano a finire cucinati, e non lo fece più. Turuzzo inventò un altro giochetto, cioè quello di dare da mangiare ai ragazzini che con le loro mamme, le zingare, chiamate camminanti in Sicilia, giravano a fare la questua in paese. Turuzzo chiamava i bambini con la mano alzata e li invitava ad entrare nel cortile di una traversina vicino casa sua, dove ci stava un orto con piante di limoni e nespole e poi un pollaio con le galline. Nella rete di recinzione, che non consentiva l'ingresso ad estranei, Turuzzo infilava una mano e aspettava che le galline, in giro nel giardino, si avvicinassero a lui e deponessero le uova. Così Turuzzo raccoglieva le uova e le dava ai bambini, i quali felici tornavano dalle proprie mamme con le uova in mano. La cosiddetta dinamica del potere, ed in particolare il biomagnetismo, si era legato alla vita di Turiddu adulto in occasioni particolari. Proprio a partire dal 1920, per il giovane si venne involontariamente a manifestare una esperienza particolare. Si avvicinava l'estate e le celebrazioni della ricorrenza patronale di San Giovanni Battista davano inizio alle feste di paese, come a Fera di San Giovanni. Proprio in quel periodo festivo a Vittoria era arrivato e posato le tende il Circo Togni, in tournée in Sicilia, e di certo Turiddu e i suoi amici non potevano perdere tale occasione. Per Turiddu era la prima volta che andava a vedere uno spettacolo circense, nuovo anche per la gente del luogo, e che poneva in scena acrobazie a cavallo, leoni e il domatore,
nonché risate con i clown e poi le sorprese dei maghi con la loro arte occulta. Turiddu con suo fratello Luciano andarono al circolo a vedere lo spettacolo. Dopo il numero dei leoni in gabbia con il domatore, entrò in scena un mago, il quale si fece mettere ai polsi le catene per entrare nella gabbia dove un leone era stato lasciato appositamente lì. Poi, con il sipario abbassato, che avrebbe occultato la scena per alcuni minuti, il mago si sarebbe dovuto liberare della serie di anelli ai polsi per lasciarli vicino all'animale e, all'alzata del tendone, farsi trovare sul podio dove ci stavano i musicanti per stupire il pubblico. Il mago, che iniziò a muoversi per andare verso l'arena dove c'era il leone, stava per avvicinarsi alla gabbia e, prima che gli assistenti abbassassero il sipario, rimase come bloccato, senza riuscire a muoversi. I suoi assistenti iniziarono a preoccuparsi e chiamarono il direttore del circo, il quale fece subito liberare i polsi del mago e abbassare il sipario. Non passò nemmeno un minuto che una voce ardita ruppe il silenzio. Il mago chiamava i suoi uomini e lo spettacolo venne interrotto. Il direttore del circo, dopo essersi avvicinato al mago e scambiare 2 parole all'orecchio, si recò verso la tribuna dove c'era Turiddu, al quale gli disse di uscire immediatamente perché aveva messo in grave pericolo la vita del mago escapologo. Turiddu rispose: «Ho avuto paura che venisse sbranato dal leone, perché la belva aveva mostrato nervosismo e un'agitazione aggressiva». Dietro un mormorio del pubblico, Turiddu, uscito dal circo, venne raggiunto dal mago, il quale gli disse: «Grazie per esserti preso la colpa, perché per il tuo agire ho evitato sicuramente un grave pericolo. Ti auguro tanta fortuna. Possiedi doti eccellenti. Non stare qui». Mentre se ne tornava a casa, Turiddu giunse a suo fianco suo fratello Luciano, che anche lui aveva lasciato il circo, il quale, con una mano sulla spalla, cercava di confortarlo e gli disse: «State suoro e pensa che rumane m'accompagnare in Tamavara, sia la maga che sta a San Milasi, proprio in Tavanedda sotto la chiesa di San Biagio». San Milasi è la traduzione in loco di San Biagio. Turiddu lo interruppe e gli disse: «Nta pallacchera picchi che affari?» Luciano: «Ca come che affari? Affare conto che a partire soldato, e io vinne a sapere che a Mavara donna Maravanna piglia la cagazzina e la mette in tal'occhi. L'occhi da diventano un rosso fuoco. Un capitano medico, lo distritto, appena ti talia, si scanna e ti rimane a casa. Ormai a così si usa per evitare un soldato». Turiddu: «Ma la cagazzina è un cerume da orecchie? Sì, il cerume delle orecchie?» «Tu, oh frate, ma sì, pazzo! Hai visto Don Sarino Tabacchino, avero 1915, prima della guerra, che con gli occhi rossi caparono 2 prugne? Sì, 2 prugne». Luciano: «Non ti preoccupare, a ballacchera mi dona i gocci per lavare gli occhi a sera stessa». All'indomani, già alle 7 del mattino, Turiddu e Luciano andarono a tuppuliare a Porta da Mavara e trovarono in fila già una decina di giovani per lo stesso motivo, fra cui alcuni amici. Dopo un paio d'ore,
toccò finalmente ai due fratelli. A Luciano la maga gli dette tutto quello che gli serviva per evitare di partire soldato, e quando vide Turiddu, gli occhi di entrambi diventarono calamita, e donna Maravanna dapprima provò timore, ma poi si rasserenò e gli disse: «Tu sei chiddu che ieri che attaccasti i corna a Oriavolo picchiddu che non si liberavo le catine o circo equestri? L'ho saputo ieri sera. Ne parlavano i cummari Ravanedda. Ah, figlio mio, stu paese, pittia, è troppo stretto, vatti in America, che da ti fanno a diventare qualcuno importante. Vola, vola, cacà, si stai troppo stretto». Il detto di donna Maravanna per Turiddu diventò un richiamo che lo lasciò abbastanza turbato e inquieto. Luciano e Turiddu, appena lasciata la dimora ad Amavara, ripresero le biciclette che avevano lasciato nel cortile antistante e salirono per il vicolo, quando ad un tratto Turiddu si fermò, appoggiò un piede per terra e si mise a gridare sbattendo l'altro piede sulla porta di un'abitazione, gridando: «Presto, scappa, scappa che sta arrivando Don Pinuzzo, un chianchiere, un macellaio, e chiddu ti spara andame rudda, nesci, nesci, e calatinne patrazzera che scinno o ciume, a così non ti vire, ha caputo?» Dopo qualche minuto, da quella porta uscì un uomo. Era il fabbro della vicina via Magenta, Don Sariddu Uferraro, che scappò di corsa verso il viottolo che portava giù al fiume Ippari, e all'istante si sentì lo scalpitio di un cavallo. Era Don Pinuzzo il macellaio, che arrivò in groppa alla sua giumenta con il fucile in spalla e il cane cirneco dell'Etna tirato al guinzaglio. Non appena Don Pinuzzo vide i due fratelli fermi davanti casa sua con le biciclette, tirò le redini e si fermò dicendo a voce alta: «Wow, c'è straniero lo quartiere, e persino davanti a mo casa, chi ci fate? Venistevo a scungicare da santa addolorata e mo moglieri? A sparire prima che vi sparo un do battesimo». Luciano rispose all'istante: «Pinuzzo, sta tesoro, che siamo fermi e capi, che passavo pecorare o che pecore. Noi a tua moglie manca conoscemo». Turiddu e Luciano ripresero a pedalare e se ne andarono. Si fermarono vicino alla villa comunale, dove c'era il chiosco per fare colazione e prendere un caffè. Come spuntino, donna Delizedda, che stava dietro il bancone, diede loro 2 biscotti di casa, i taralli, e poi 2 uova di gallina ancora caldi. A questi, con lo stecchino, ci fece 2 buchi a ciascuno, sopra e sotto, per poterli succhiare da un lato. Subito dopo preparò con la cuccumelia, la caffettiera napoletana, i caffè che servì in decorate tazze di Caltagirone. Turiddu, mentre sosseggiava il caffè, confessò a suo fratello: «Lucia, Amavara per ragione, non sogno cosa è stare qua. Une pecconna, tradimente, robaiadozze, latri e laciuna Santa Marioti n'arrivano in sichetanza, e meno male che c'è un brigante Gnazzieddo in taglietta che, caso banna o passo scarparo, n'aiuta alle valli della nostra fattoria per rispetto al nostro pace e alla nostra famiglia». Luciano rispose: «Oh frate, non essere precipitoso. Noi apparteniamo a un quartiere più civilizzato e poi, senza ritia, come potessimo ir avanti? Meno male che ci sei tu.
In 2 giorni hai salvato la vita a 2 e magari a 3 cristiani. Chisso, un macellaio, era capace di sparare non solo a Ferraro, ma magari a sua moglie. Luciano pagò il conto e tornarono sulle biciclette per recarsi in campagna a svolgere l'attività lavorativa quotidiana. Il pensiero di Turiddu rimase fisso: andare a Brooklyn da sua sorella la grande e darsi un meritato futuro, cambiando il suo destino. Questa è la storia di Turiddu Busacca da giovane di Vittoria. Nel secondo capitolo avremo un Turiddu Busacca che parte per l'America per coronare i suoi sogni a New York. Giuseppe dei Firrinceli.